Il test salivare molecolare per la ricerca dell'infezione da Covid è efficace al 98%. Lo dimostra uno studio condotto da ottobre a dicembre 2020 su oltre 5.500 dipendenti dell'Università di Padova. Sono stati 5.579 i dipendenti che hanno aderito al programma per un totale di 19.850 campioni salivari, valutati con tecnica molecolare. Una piccola percentuale di persone ha poi abbandonato il programma dopo la prima raccolta, ma i restanti 5.350 dipendenti hanno ripetuto il test della saliva utilizzando un batuffolo di cotone masticato al risveglio da un minimo di 3 a un massimo di 5 volte per 11 settimane. In questo lasso di tempo sono stati identificati 62 campioni positivi. I dipendenti risultati positivi alla saliva sono stati poi sottoposti entro 24 ore al tradizionale tampone nasofaringeo e i test hanno avuto una concordanza del 98% dei casi. L'unico paziente con test salivare positivo ma tampone nasofaringeo negativo presentava una bassa carica virale. Lo studio è stato condotto dai ricercatori dell'azienda ospedaliera di Padova, coordinati dal professor Mario Plebani, direttore del Dipartimento Interaziendale di Medicina di Laboratorio. Lo studio è stato pubblicato ora da una prestigiosa rivista scientifica. L'uso dei test salivari ha consentito di arginare i contagi all'interno dell'Ateneo. Entro 24 ore dal risultato positivo, ha spiegato il professor Plebani, è stato attivato il tracciamento dei contatti per dipendenti e studenti che frequentano lo stesso ambiente di lavoro. Questo ha permesso di identificare 3 dipendenti positivi che sono stati immediatamente isolati, impedendo così lo svilupparsi di focolai all'interno dell'università.